Buongiorno Giusti, sono a Prestento. Siamo nella zona di Colli Orientali, verso il comune di Torreano, verso Faedi. Sto andando a cercare un sentiero perché voglio andare a vedere una grotta, ma credo di aver già imboccato la strada sbagliata. No, anzi, forse non ho sbagliato. Voglio andare a vedere una grotta che si chiama Foran di Landri. È una grotta che risale addirittura al Paleolitico, dove sono stati trovati diversi reperti, quindi ha anche un valore storico. E stamattina, cercando un'escursione semplice, perché sono da sola, come potete notare, c'è solo Thanos con me, volevo fare un'escursione, una gitarella vicina a casa per poter stare un po' fuori in mezzo alla natura. Forse ho trovato l'imbocco del sentiero. Si lascia la macchina nell'abitato di Prestento, dopodiché si prosegue per via Guglielmo Marconi, sempre dritto fino a questo punto in cui la strada, c'è scritto strada dissestata, e dovrebbe essere una strada chiusa. Mi piace come qua abbiano deciso che Prestento è un comune autonomo. Oh tesoro, ma quello è un pudone! Vuoi andare a conoscere Pudone? Bacini! Che bella cagnolona! Sì, è vero, ho trovato l'imbocco del sentiero e purtroppo ho trovato anche questa scritta: cane al guinzaglio. Volevo far fare una bella corsa a Thanos e invece non si fa. Ammetto che questa cosa del cane al guinzaglio in tutto questo verde mi sembra davvero una gran stronzata, però questo è il mio punto di vista. Se c'è una regola scritta all'inizio del sentiero, io la rispetto. Dovrebbe essere una camminata di circa mezz'ora. Qualcuno me lo deve spiegare questo. Devo dire che non si nasconde molto bene tra la vegetazione, se era un disperato tentativo di nasconderlo. Là c'è un camper. Sì, c'è proprio un camper. E anche quello è un disperato tentativo di nascondere qualcosa che non si nasconde molto bene. La cosa che si nasconde meglio è il camper. Qui è pieno di ortichons, uno è lì, uno è qui, là ce ne sono altri, qui ce n'è un altro, là altri. Dopo potrei fare un po' di coltivazione di ortichons, guarda che tanti, e portarmeli a casa per poi farmi una frittatina. E adesso credo di qua. Ah no, non resiste. Fermo. Vai a fartene. Non posso fargli il torto di tenerlo al guinzaglio e non farlo andare in acqua. Sei felice? Mi sto avventurando in questo piccolo sentierino. Vediamo dove mi porta. A giudicare dal fatto che devo andare a vedere una grotta e che non ci sono cascate e che l'acqua è là sotto, direi che no, questo non è il sentiero giusto. Quindi direi che io vado giù. È abbastanza tipico che se fai qualche metro in più troverai la scritta che ti serviva. Vabbè, abbiamo fatto una deviazione. C'è anche questa scritta con scritto grotte. Tutto ad un tratto si deve andare di là. Non pensavo che per arrivare al Foran di Landri ci volesse ancora mezz'ora. Per ora col mio sbaglio ho fatto 2,5 km. C'è anche la grotta Foran de Saganis, 15 minuti. Quindi prima faccio una e poi faccio l'altra.
Devo ricordarmi di inchiodare i bastoncini allo zaino, perché tutte le volte li metto dentro e poi dico ah, ma tanto questo trekking è una cavolata, è una passeggiata di salute, e poi alla fine mi servirebbero. Prima o poi imparerò da questo mio errore. Wow, troppo caldo. Andiamo al Foran de Saganis. Ok, qui sarebbe davvero troppo pericoloso per tenere Tan al guinzaglio, quindi l'ho lasciato. C'è questa corda che mi aiuta, la vedo già la prima grotta, quindi adesso noi scendiamo. Vai Tata, mi tengo, magari lo faccio con 2 mani così non rischio di cadere a scemo via. Ok, ci siamo. Mi sono tolta la parte sotto dei pantaloni, ma credo che la rimetterò perché avevo una zecca che mi camminava sulla gamba. Potrebbe essere che io mi faccia prendere dalle ansie delle zecche. Ora devo andare a vedere la grotta. Là ci sarebbe anche una cascata. Ma col cacchio che vado là dentro! Ci vanno gli speleologi là dentro. Ogni volta che vengo a passeggiare da sola, e lo faccio rarissime volte, mi sento molto... non lo so, non mi piace. Sono sempre un po' timorosa. Detta anche una gran caga sotto. Quella grotta un po' mi chiama e un po' no, direi. E va bene, sono entrata fino qua. Ok, sono entrata. E adesso? Ma è tutto buio, ma non esiste. Sento anche tutti i strali. Non esiste. Fino qui, è tutto sufficiente. Tanto che ne pensi? Basta, no? Basta così, sì. Basta così. Non ci piace più di così. Però deve essere veramente molto profonda. Ci sono state anche delle spedizioni di speleologi per andare a visitare queste grotte, quindi devono essere veramente profonde. Ci sono diversi canali, leggevo. Questa è un'entrata, ma poi dentro c'è tutta una diramazione di cunicoli, anfratti, altre camere oltre a questa. Roba da speleologi, non da me. Ho letto da qualche parte che è pieno di pipistrelli. Adesso devo solo riuscire a scendere. Sono tornata al bivio e avevo un'altra zecca addosso. Tutto a posto. Ok. Braccia. Sono stronze, no? Sono troie. Maledette. Cosa dire? La prima grotta incute già il primo timore. Adesso vado a vedere la seconda. È mezzogiorno. Devo mangiare qualcosa. Devo fare uno spuntino. Mangerò una fruttina, così mi tengo su. Non voglio avere crolli energetici. Si sale tanto per poi dopo di nuovo scendere tanto, sicuro. Mi prendono in giro. Allora, il sentiero è carino, è abbastanza pulito, segnato quanto basta, non ci si può sbagliare, diciamo così. Dovremmo esserci perché la grotta nasce sotto una parete di 50 metri e io vedo una parete. Eccola là. Avevo ragione, ero vicina. Ah, vengono a fare roccia qua. Ok, vengono a fare arrampicata.
ora so dove mangiare. Qua ci sono gli interruttori per la luce, perché questa grotta ha un'illuminazione artificiale, vediamo. Accensione luce grotta temporizzata. Ok, volendo. Intanto la esploriamo così. Wow! Che posto incredibile! Sono contenta di essere qua. Adesso faccio una cosa. Canos, devi proprio andare a cercare notte? No, Tato. Riesci a rovinare tutta l'atmosfera. No, di qua. Voglio andare ad accendere le luci. Vediamo se è vero. Non è vero niente. Non si è acceso niente. Che ore sono? 12:30. A mezzogiorno e mezzo cosa si fa? Si pranza. E io ora mi piazzo su questa panchina e pranzo. Vado via un po' di cavolo romano, un po' di tacchino tonnato, cosa a caso, magari la forchetta, tacchino tonnato e zucchine trifolate. Salsa tonnata non c'è niente qua. Tanto vale fare così. Giù seduta. Ammetto che la grotta giù mi metteva un po' di timore, perché era così buia, così incasinata da arrivarci. Ma questa no, è luminosa, è bella, più aperta. A me gli spazi bui non mi piacciono. Perché mi guardi con quel muso? Cosa vorresti chiedere? Ti ho dato una roba da mangiare e l'hai nascosta? La miriade di zecche morte che ho tirato via da Thanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ne affiorano dal pelo in continuazione. Questo percorso è promosso dal punto di vista naturalistico, ma è assolutamente bocciato dal punto di vista delle zecche. Io sto continuando a guardarmi piena di ansie da zecca. È vero che io ho il vaccino, sono vaccinata per le zecche, che è una cosa che io consiglio di fare a tutti quanti, però è brutto camminare e doversi guardare in continuazione. Ti stai stufando? Tra poco ripartiamo.
Bene ragazzi, allora abbiamo fatto la nostra gita fino alle grotte, abbiamo finalmente raggiunto la nostra meta, mangiato, ed ora torno verso la macchina. È stato un pranzo tranquillissimo. Allora, fino a qua, se non calcoliamo che ho sbagliato quel pezzettino di sentiero, fino a qua sono più o meno a 4 km, calcoliamo 4 km, 360 metri di dislivello. Questi sono i miei dati finora. Guardate che meraviglia, che giornata spettacolare. Fantastico. Facciamo ancora un paio di clip e poi riprendiamo a camminare. La gioia di un cane. Devo dire che non ho incontrato anima viva. Che spettacolo. Che posto stupendo. Che giornata stupenda. Avevo proprio bisogno di questa giornata così, di stacco. Bello. Fatto? Fatto. Monte Piccat? No grazie. Adesso che ti hanno soccorso nell'acqua, giocato, si è divertito e si è scaricato e scatenato. Ora che abbiamo fatto tutte queste cose, lui è bello fresco e io anche mi sono fatta lavare più e più volte da lui mentre si sbatteva, si riparte. Avevo bisogno di un po' di caldo di sole. Adesso facciamo ancora un pezzettino di questo sentiero con lui slegato e poi basta, e poi dopo a un certo punto lo rilego come da cartello. Non ho incontrato anima viva e sì, nella parte di sentiero che portava alle 2 grotte mi sono permessa di slegarlo perché era troppo ripido, troppo pericoloso pensare di farlo legati. È un posto bellissimo questo, io non c'ero mai stata. Mi piace scoprire posti nuovi, venire alla ricerca di piccole chicche dove poter girare, dove poter passare mezza giornata. Devo raccogliere gli urticions, me l'ero ripromesso. Il posto preferito degli urticions, che sono questi con la foglia triangolare così, rovi e robe che pungono. Questo è il loro posto preferito e io sono temeraria e ora li colgo. Ok, direi che questo è già un buon mazzetto per pensare di farsi una frittata. Ottimo. Mia suocera mi insegna che devo cogliere ma con rispetto e quindi mi fermo qua. Sarebbero stati veramente tantissimi, ma li lascio alle piante e ai prossimi avventori. Con queste veramente posso farci qualcosina. Sono contenta. Pieno di uccellini, è proprio primavera. Abbiamo fatto 7,5 km con 370 metri di ascesa e discesa.
Bello, fantastico, giornata perfetta. Senti questo venticello, wow! E adesso torniamo a casa, giusti? Buona giornata, spero che questa gitarella vi sia piaciuta. A me le grotte sono piaciute tantissimo, ma la prima mi ha fatto un po' caccare sotto. Ciao! In quella pianta lì è pieno di uccellini. Incredibile.